Eccolo qua, finalmente si arriva un po'. Cioè, Eccolo qua pure a lui. sono andato a comprare le sigarette per isso. E c'è un tellecchio. Avete il gioiello che manca. Niente, il gioiello che dico, ma voglio a finire. Ma, pensa che si pide io, preoccupato. Chi lo fa colazione? Si fa la tartare di cipolle e aglio? Faccino, precisione. È uscito un attimo Sì. senza mano. Quindi lo chiamano souffle mortel, Sì, souffle alle assassino. Quindi le attrici, niente, vogliono i controfigure, perché svengono. Io papà chiamare l'ambulanza l'altra volta. Sì, questo Niente, è... è un respiro proprio malefico. Ma questa è una ricetta che, diciamo, ti pulisce dentro lo spirito. Come dici tu, questa notte mi chiamavi, Sì, come questa notte stanotte, mi chiamavi esatto. Samantha. Cioè, di notte, Samantha, Samantha. Ma io dico, c'è su chissà, secondo me Roberto da ripigliare. Sì. Cioè, poi mangia troppo, niente, tutta in nada a mangiare ci passa. E chi, c'è chi, certe volte si fissa che rosicceria. La Ora rosticceria mi piace, sì, tu come sai. dici tu, Beh, a me mi è piaciuto sempre, anche voi ignoti. ti mettere in testa che la città, Sì, t'andare una regolata. Ma chi te darà regolata a quest'età? Io abbiamo dei film, sbugia. Niente. Ha cominciato a mangiare poi sta che cipolla schifio, sta tartare che si fa, sta cosa new Questa age. tartare Cioè tu sei fissato. pulisce. Io Ma ti ho sapete che tu, detto che pulisce lo spirito. Questo mi fu indicato da padre Costantino. cioè ti fissai su questa cosa del new age. Cioè io dico, cioè ti ritiri. Questa è una cosa fra me e te, naturalmente. Non è che dobbiamo... Tipo ora, se mio, si accattare sigarette e un bellecchio. Cioè, per giorni. Ora, cioè, ti hai portato 10 kg di aglio Eravamo in GT. e Eravamo in 5 kg GT. di cipolla nel sacchetto. Eravamo in giro spirituale con Samantha e l'altra ragazza che non mi ricordo come si chiama. Comunque eravamo in giro e niente, lo sai, ogni tanto a noi piace, essendo testimoni che andiamo e diciamo passiamo, diffondiamo la parola del nostro potente, diciamo. No, niente, eravamo in giro e così mi sono passato un po' 2 o 3 E poi giorni. l'altra volta, vado a lavorare in campagna, parlare in campagna. Ma chi? Se il mio tipo, chi si pigliò tipo una pecora al guinzaglio, La pecora è... sei la pecora al guinzaglio, si lì a passeggiare, il viale. Dice, ma ando in mare secondo te? La pecora è la reincarnazione di Di mia chi? zia. Quindi io ci tengo, che schifo io. Che schifo io. Cominciamo. Io però non parlo di queste cose. La chiamano puzza la patente. Non la chiamano. Quando ti metti a fare la caccia...